In questa puntata di 4MAQ intervisteremo il gruppo rap degli Stranos Elementos e la crew di breakdance dei Sirbones. Bentornati su 4MAQ, la trasmissione di Pop Sardo. Eravamo a Porto Torres a parlare con gli Stranos Elementos e adesso ci troviamo a Sassari e intervistiamo la crew di breakdance dei Sirbones. Ma è iniziato per me nel 1992 a Nuoro, che già c'era una scena abbastanza grande, diciamo. In Sardegna, così come a Nuoro, già dagli anni 80, dalla metà degli anni 80 c'era già una scena hip hop abbastanza fruttuosa. Poi venendo qua a Sassari, che ho conosciuto meglio gli altri componenti dei Sirbones, Robertino, Nico, Tartaruga e Gian Maria, abbiamo fondato questa crew con l'intento di uscire fuori, poter avere esperienze, fare gare e muoverci, insomma, per portare avanti quello che per noi era un ballo che comunque rappresentava non solo noi stessi ma anche l'isola, se vogliamo, che per noi è sempre stata molto importante. I Sirbones sono stati composti inizialmente da due membri, da Gagliedo De Menir e da Sedone, e poi c'è stata una successiva introduzione di altri membri, tra cui io, Nicola e Gian Maria. Poi il gruppo si è fermato così e diciamo che abbiamo iniziato a preparare tutti, a studiare, diciamo, le nostre evoluzioni tutti quanti insieme all'interno delle palestre dove provavamo e magari in dei posti molto idonei come la strada, dei magazzini, dove trovavamo un posto per ballare, e abbiamo formato questa unione. Questa edizione di B-Boy Event Sirbones! Siamo uniti qualche anno dopo la nostra formazione con gli Incredible Style di Genova e abbiamo fondato gli Incredible Sirbones, col quale c'era diciamo così un progetto un po' più serio di spaccare il culo, diciamo. Secondo me non esiste disciplina al mondo in questo momento che abbiamo avuto un'evoluzione negli ultimi 5 anni di questa entità.
non c'è niente di paragonabile. Qua i livelli tecnici stanno crescendo giorno dopo giorno a dismisura. Si parla quasi di superuomini, tra virgolette. Però da nostalgico posso dire che forse troppo ci si sta occupando della potenza fisica e della realizzazione tecnica e forse si sta perdendo un po' il flow originale, quello che era il divertirsi e il ballare alla fine. Il vero breaking è il ballo. Diciamo che mi ha segnato molto quando siamo partiti per Parigi e abbiamo fatto proprio una sfida a livello molto genuino, diciamo, perché è stata fatta per strada, contro quelli che noi consideravamo forse i breakers tra i più forti al momento, ecco, per quel periodo. È stato molto importante perché comunque ci ha dato una scossa che dalle nostre parti sicuramente non avremmo potuto avere. È stato molto importante perché abbiamo vissuto un po' quello che c'è stato come nel film di Beat Street, diciamo la parte più interessante della break, la vera sfida per strada. Un buon b-boy dovrebbe innanzitutto capire che cos'è veramente la break, perché adesso molte cose, molti codici della break non arrivano completamente, arrivano un po' diciamo disfatti. E il b-boy a volte cade nell'abitudine di magari diventare solo ed esclusivamente un power mover, oppure cioè acquisisce solo diciamo una determinata parte della break. È molto importante, secondo il mio parere, essere completi. Essere completi significa che comunque bisogna saper fare un po' tutto, perché nel momento in cui ci si confronta comunque quello che bisogna fare diciamo, è far vedere che della break sia una conoscenza a 360 gradi e non diciamo, di solo un aspetto, anche se è molto, diciamo che molti b-boy preferiscono isolare e dedicarsi solo a quello che sanno fare meglio. Quello è buono, ma sarebbe opportuno saper fare anche il resto per diventare un buon b-boy. Se qualcuno ci vuole contattare per informazioni, anche semplicemente per sapere dove andiamo a allenarci e quando, se vuole iniziare, può scrivere un'email a sirbonico@yahoo.it. Salutiamo innanzitutto gli altri due componenti dei Sirbones, Zoma e Nicola Mela. Salutiamo tutta la scuola nuorese. Salutiamo tutta la scuola di Sassari, GV Sirigani 21, Basconqueros. Salutiamo la scuola di Cagliari, Ormus Force, Icnos, Devassa, tutti gli amici che si allenano ai Portici in Via Dante e al Conservatorio. E saluto a tutti quelli che si sbattono per quello in cui credono.